Allora continua questa rubrica su Caffè TV24 ogni mercoledì alle 19:25 sul 95 del digitale terrestre. Io volevo, visto che parliamo di erbe spontanee, io volevo sapere un po' questa legge regionale sulle erbe. Sì, in Friuli Venezia Giulia c'è una legge regionale, non è che uno può fare quello che vuole, deve rispettare tutto il regolamento. Naturalmente la legge regionale mette dei paletti proprio chiari, se non altro non possiamo estirpare, divellere, togliere, cioè dovremmo tagliare tutto a fil di terra. Sì, non è proprio, diciamo che qualcosa, o almeno una buona parte delle erbe rispuntano fuori, non è proprio che non si può estirparle, però siamo in Italia, no? E in Italia penso che nessuno vuole rispettare i vari regolamenti, vediamo come funziona tutto, e allora loro facilmente hanno messo questi paletti per evitare, no, questa raccolta indiscriminata. Nella proprietà non esiste, cioè nella proprietà diciamo può fare quello è che giusto vuole. perché è casa sua, no? Chiaro. Ecco, come adesso qua c'è un po' di disaccordo perché sarebbe da approfondire, almeno interessarsi se vale il discorso che uno che ha la proprietà, che ha tutto, ma gliene frega perché lui non gli interessa, possa delegare un altro. Qua basterebbe un attimo guardare, insomma, chiedere alla forestale, chiedere alle persone che... Ma come coi funghi anche per le erbe serve un patentino o non serve? No, per le erbe no, per le erbe non serve. Certo che è diciamo d'obbligo una conoscenza, perché se i funghi ne abbiamo non esageratamente mortali, ne abbiamo molte erbe mortali. Dunque bisogna avere un po' di conoscenza, aggregarsi a qualche gruppo, a qualche persona che conosce bene, ecco, adesso non per dir male, ma non alla solita persona del paese che ha detto sono 40 anni che vado a raccogliere e magari ha raccolto un fungo solo per 40 anni. La prima volta che intoppa nella vita casualmente in un fungo similare rimane fregato, no? Infatti come le erbe anche i funghi sono molto similari a specie, no? E anche l'erba è questo, si sa poco ad avere qualche conseguenza, giusto? Sì, perché è chiaro, come le erbe e i funghi, hai appena accennato, ci sono erbe che dall'odore puoi già capire che pianta è. No? O dal portamento, dal colore, sì, uno dice sono tutte verdi, no, sono di verdi pallidi, di verdi patinati, di verdi un po' dorati, dei verdi in una maniera giallognola che nessun'altra pianta può avere, dunque in poche cose siamo sicuri. Nei funghi uguale, no? E l'odore anche, no? Però non sempre, dunque bisogna conoscere un po' di più, perché solo l'odore non serve. L'aglio orsino ha un odore di aglio forte quando camminiamo, che è una distesa come fosse l'insalatina. Che dà fastidio anche. Certo, sì, no? Però se noi dopo che abbiamo raccolto l'aglio orsino, troviamo il colchico, che è mortale, è impossibile riconoscerlo dall'odore, perché abbiamo le mani talmente impregnate di aglio che dobbiamo conoscere qualcos'altro in più di come è strutturata la pianta. Grazie a Ennio Furlan, noi ci vediamo questa sera, vediamo Ennio Furlan questa sera alle 19:25 su Caffè TV24 all'interno del TG regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti. A tutti voi.